un'edizione ricca di tanti ospiti e di tanti spunti. Com'è andata? Ma personalmente io sono assolutamente contentissima, moltissimi incontri hanno superato le mie aspettative, la settimana è stata bellissima a livello climatico, quasi torrida, quindi ovviamente sfilare la gente dal bagnasciuga non è facile, ma abbiamo avuto più di 1500 presenze. Anche stasera l'incontro, il spettacolo con Galliano sui miti greci che va alle 21 in piazza Unicef è sold out. Abbiamo fatto almeno 3 eventi sold out, Saudino, Matteo Saudino e Ruffini, uno story lab che ha avuto tantissime adesioni, uno story lab per bambini che anche quello è andato sold out e tantissime presentazioni che hanno avuto sempre 40, 50, 60, 80 persone in sala, quindi secondo me è un grandissimo risultato per quanto mi riguarda, visto che per me è la mia seconda edizione. Gli ospiti sono stati contentissimi, tantissimi hanno chiesto di ritornare in caso uscissero prossimamente con altri libri, e il pubblico è entusiasta, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, insomma vedo il festival iniziare a girare anche in ambienti extra Liguria in cui se ne parla, la gente insomma lo cita, quindi siamo veramente felici. In occasione dell'edizione 2025 c'è stata anche una riedizione della rivista La Fiera Letteraria di Umberto Fracchi. Questo è stato un progetto per cui io ringrazio tantissimo il Comune di Casarsa di aver sostenuto la mia idea di rifondare questa rivista. La Fiera Letteraria è stata fondata nel dicembre del 25 da Umberto Fracchia, si chiamava La Fiera Letteraria perché voleva aprire la cultura a un vasto pubblico, sempre a riuscire ad entrare anche un po' tra la gente in maniera più popolare rispetto a quella che era l'elite culturale dell'epoca, ed è andata avanti fino agli anni 60. Mi sembrava un'occasione bellissima per riportare in vita una rivista che è un luogo comune, come cita anche il nostro payoff di quest'anno. Ho affidato la cura di questa rivista a Stefania Vitulli, professoressa universitaria della Cattolica e giornalista, perché penso che ognuno debba fare il proprio mestiere. Abbiamo trovato insieme i contenuti, abbiamo contattato insieme le firme e abbiamo avuto un riscontro pazzesco. Abbiamo firme tipo Livermore, Bohm del Museo di Pietrasanta di Mitorai, lo studio OBR di Milano, abbiamo Livermore, Simenon ha dato un contributo sulla pagina centrale, Nicole Sarfatti che è anche giurata del nostro festival, la Matteucci, insomma francamente non mi aspettavo un riscontro così alto da figure veramente del panorama culturale italiano, ecco. Qual è stata la qualità degli elaborati che sono arrivata in concorso? Sicuramente sono rimasta molto sorpresa per la varietà, infatti si è spaziato molto tra i generi, quindi la capacità anche di incastrare elementi narrativi diversi fra loro, temi importanti come il ruolo della cultura nella nostra società, però con anche uno storytelling molto convincente anche per elaborati fatti da persone di giovanissima età. Che cosa veniva richiesto a chi ha partecipato al concorso? L'idea era appunto raccontare la cultura come luogo comune, però è stato molto interessante vedere come questo tema sia stato in realtà declinato in modi diversissimi, e ho trovato particolarmente interessante, specialmente in alcuni racconti, come oltre alla riflessione sulla cultura ne scaturissero altre altrettanto interessanti, altrettanto contemporanee. Quindi sicuramente è stata rispettata la consegna, però poi sono scaturite anche altre riflessioni. È stato difficile scegliere dei nomi di vincitori? Abbastanza, però alla fine secondo me l'originalità ha ripagato, quindi i racconti più meritevoli sono emersi e si sono stagliati abbastanza nel panorama degli altri, senza togliere nulla a tutti i partecipanti. Quali sono stati gli elementi che hanno determinato anche poi l'esito finale? Ma penso ci sia stato abbastanza, peraltro, allineamento sui giudizi. Secondo me uno degli elementi potrebbe essere anche appunto l'originalità, perché alcuni erano davvero sorprendenti considerando anche la giovane età di alcuni degli autori. Ovviamente poi quello per cui viene giudicato un racconto, quindi lo stile, il ritmo narrativo, la costruzione della trama, è chiaro che sono tutte caratteristiche che concorrono al giudizio, però credo che l'originalità, e infatti i vincitori sono tutti molto diversi fra di loro e hanno affrontato il tema in modo molto originale.
il festival ha alzato decisamente l'asticella, possiamo dire così? Ma sì, spero di sì, nel senso che il tentativo è stato quello di chiamare delle scrittrici e degli scrittori che potessero essere interessanti per il pubblico, ma avessero soprattutto qualcosa di interessante da raccontare rispetto allo slogan bellissimo del Premio Fracca, che è cultura, luogo comune. Sono arrivati degli scrittori amati dal pubblico, da Paolo Ruffini, che in fondo noi lo conosciamo tanto come comico e presentatore, però ha scritto un libro che ci fa tanto riflettere sulla contemporaneità. Giancarlo De Cataldo, c'è stato Gianandrea Cerone, abbiamo mescolato linguaggi, sono arrivati anche protagonisti del web che raccontano tutti i giorni i libri sul web. Insomma, abbiamo cercato di modulare stili, modulare generi, c'è stata Alessia Gazzola. Insomma, spero che il lavoro sia stato comunque interessante e dal mio punto di vista siamo riusciti ad approfondire molto questa tematica, no? Della cultura, che deve essere un luogo comune, un luogo da abitare, un luogo in cui tutti abbiamo un po' una responsabilità in quello che decidiamo di metterci. C'è un filo conduttore comune tra questi autori contemporanei, è Umberto Fracchia, che appunto ha avuto in questa località, Bargone, anche la sua residenza estiva. Ma sì, in fondo il filo comune è il racconto anche un po' della complessità. C'è un filo comune tra questo 1925 in cui Umberto Fracchia anche lanciava la sua fiera letteraria e questo 2025 che viviamo oggi, no? Che forse è anche un momento critico, un momento anche in cui la cultura soprattutto e i romanzi possono offrirci da un certo punto di vista non solo un conforto ma anche un filtro con cui vedere e osservare le cose. Un premio letterario che sta crescendo di anno in anno. Quest'anno com'è stata la qualità anche degli elaborati che hanno partecipato al concorso? Quest'anno c'è stata l'altissima qualità degli ospiti, quindi della kermesse per il pubblico, ma devo dire anche sorprendentemente anche degli elaborati. Io ho avuto la fortuna di essere stato coinvolto da Marta Perego, che è un'amica, e sono stato molto felice di essere coinvolto, e poi soprattutto di aver scelto anche per le varie categorie, quindi ho letto elaborati di giovani, ho letto elaborati di persone più anziane, quindi è stata una bellissima esperienza. Devo dire, ho trovato 2 o 3 libri molto belli, 2 o 3 elaborati molto belli che ho premiato, e quindi mi prendo la responsabilità del mio voto. C'è ancora una sensibilità sui temi letterari, si dice spesso che si legga sempre di meno, si scriva sempre di meno. I giovani invece in questo caso si sono avvicinati a questa scrittura. Ma guardi, secondo me si legge in modo diverso, anche perché comunque abbiamo tanti mezzi differenti che ci portano alla lettura in questo momento. Devo dire che in realtà i giovani sorprendono, perché pur magari essendo lettori meno assidui hanno però delle verticali di lettura, quindi quelle verticali le conoscono e le leggono molto bene. In tanti elaborati appunto dei giorni abbiamo trovato, non so, struttura di fantascienza, di narrativa fantasy, quindi vuol dire che hanno delle reference letterarie e questo fa ben sperare. Premio Fracchia che sta crescendo di anno in anno, portando in questa frazione del comune tanti ospiti, tante persone appassionate di letteratura. Sì, è un premio che ora è arrivata alla 5ª edizione e ogni anno sta sempre più crescendo grazie anche all'ottimo lavoro della direzione artistica. Io però vorrei ringraziare tutto lo staff comunale, perché senza di loro questo premio non si potrebbe realizzare, perché dietro c'è un grosso lavoro. Oggettivamente Casarza con questo premio ha avuto una valenza non solo nazionale, quest'anno anche internazionale, perché abbiamo una partecipazione anche di iscritti, di persone, di ragazzi, di ragazze che provengono da tutto il mondo. Quindi io penso che sia veramente un valore da portare avanti. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno sempre dato una mano e contribuito, Regione Liguria. Quest'anno abbiamo addirittura il patrocinio del Ministero della Cultura, della Comunità Europea, quindi sta diventando un premio di livello. Io dico questo, cultura popolare. Quest'anno il titolo, diciamo, di questo festival letterario era Cultura luogo comune, e io l'ho rivisitato anche come cultura bene comune, perché veramente è per tutti la cultura, e quindi io ringrazio la direzione artistica, ringrazio tutti coloro che hanno reso questo premio di un livello che credo sia, lo vediamo, in un posto magnifico come questo, nel ricordo di Umberto Fracchia, che tra le tante cose ci ha lasciato, oltre a questo giardino stupendo, ci ha lasciato anche tutta la zona del mausoleo, dove faremo un sacco di eventi nei prossimi anni.